Devo andare a Formia, al centro di preparazione olimpica, il 16 e 17 gennaio per una simulazione di gara con la squadra della nazionale di spada e tutti gli atleti presenti nella lista di interesse nazionale. La simulazione di gara consisterà appunto nel ricreare tutte le situazioni di gara, quindi ci saranno anche arbitri ufficiali per l'occasione e su circa una trentina di atleti si svolgerà appunto una vera e propria simulazione che prevede una prima fase a gironi, quindi con assalti alle 5 stoccate. E successivamente, dopo il tabellone di eliminazione diretta, quindi la classifica da cui ne è derivato, inizia la fase di eliminazione diretta per arrivare poi a una classifica finale e a un vincitore. È un inizio d'anno insperato e molto, molto interessante, dato che sono fermo da circa 11 mesi per quanto riguarda le gare ufficiali, non per quanto riguarda gli allenamenti per fortuna, però diciamo che appunto la sensazione di gara manca da tanto tempo, e aver ricevuto questo invito a questo allenamento con la nazionale, con gli altri atleti di interesse nazionale, è per me un ottimo modo per iniziare l'anno, con la speranza che prima o poi si rinizi anche con le gare, ovviamente situazione sanitaria permettendo. Io ovviamente prenderò per oro colato questa esperienza, come sempre quando mi capita, e in questi 2 giorni cercherò appunto di farmi valere, di dar fastidio il più possibile a tutti quanti. È una situazione nuova per me, perché appunto non sono mai stato in tutta la mia vita, da quando ho iniziato a fare gare, quindi 23 anni fa, un periodo così tanto lungo senza assaporare le sensazioni di gara, e credo che probabilmente sarà un po' come ritornare alle prime sensazioni da bambino, quindi magari un po' di agitazione, però al di là di quello la felicità di questo evento avrà sicuramente molta più percentuale positiva in questo equilibrio, e sono sicuro che me la potrò godere fino alla fine, a prescindere dal risultato, che ovviamente spero sia il più positivo possibile.